Il Water Museum of Venice è una rete di musei e di luoghi emblematici che hanno a che fare con la civiltà dell'acqua a nord-est. Di fatto è un museo digitale che raccoglie reti di conoscenze e di esplorazioni dell'elemento veneto più caratterizzante, quello che ha segnato la storia del territorio e dei suoi abitanti. C'è una sfida che nasce qui, da questo territorio, da Padova in particolare, dove è nato un museo digitale che raccoglie tutti i musei del territorio che parlano di acqua, di civiltà dell'acqua, di usi sostenibili dell'acqua che sono stati fatti in passato dai nostri predecessori e dai quali ancora oggi dobbiamo guardare come modelli per vivere meglio. Di fronte a un periodo di cambiamenti climatici, di fronte a un periodo in cui sappiamo che l'acqua è sempre più scarsa anche in questi territori, lo vediamo che piove sempre di meno, dobbiamo adottare nuovi comportamenti. Quindi è un museo che parla di passato, parla di patrimonio del passato, ma che guarda verso il futuro, guarda ai modi con cui possiamo gestire in modo migliore questa risorsa fondamentale per la vita. Non sempre questo bene prezioso è stato valorizzato e preservato come doveroso, anzi a volte è stato completamente dimenticato e danneggiato, ma ora c'è un'inversione di tendenza e la stessa UNESCO guarda il progetto italiano come modello da sviluppare su scala mondiale. Negli ultimi 50 anni questo patrimonio della navigazione fluviale, che ha sempre caratterizzato anche Padova, non è stato valorizzato nel modo adeguato, quindi c'è una, diciamo, come sensibilità c'è un'inversione di tendenza, ma dai fatti dobbiamo ancora passarci, dobbiamo ispirarci a questi modelli del passato per cominciare a fare delle cose concrete. Al momento il Water Museum raccoglie la rete patavina e la rete del Delta del Po, ma l'iniziativa è destinata ad espandersi in tutto il nord-est per raccontare il vero gioiello di questo territorio, il suo splendido millenario rapporto con l'acqua.